assistito a una sceneggiata che veramente io difficilmente piango, a Pagella. A Pagella pure è stata. Non pensi di riproporla al pubblico Ma noi napoletano? abbiamo avuto anche delle altre sceneggiate fatte, che è stato un Presepi, un Carabiniere, un Metronotte, insomma ci sono state molte cose fatte bene. Ma poi non Daretto, guarda, quando era il momento delle sceneggiate erano tutte fatte bene, perché il pubblico veniva in teatro molto numeroso e questo significava che era un fatto buono, perché lo piaceva e quando il pubblico è presente significa che la cosa ha ragione. È chiaro, ma non Daretto, quello che faceva i soldi più assai, quello che faceva di meno, quello che, insomma, che faceva di più, quello che faceva l'esaurita alle Ma l'importante è che si faceva qualcosa di buono. ecco, per esempio adesso non si fa più niente di questo lavoro, vedi come stiamo a guardare la luna? Ma non si fa niente, ma non perché l'artista non è in grado No, di ci farlo. sono tanti problemi, c'è il problema che la gente ha paura di lasciare la casa perché Rob torna a casa e non trova più niente, tiene paura che va fuori teatro e non trovi più automobili, tiene paura che lo fanno a rapina mentre che cose che prima questo non esisteva. E allora logicamente poi ci sta questa famosa videocassette, questi videoregistratori che hanno distrutto la parola discografia, perché logicamente tu una trasmissione, per esempio in questo momento se qualcuno sta vedendo questa trasmissione non le piace, preme un bottone da lontano e si registra con 7.000, 10.000 lire, che la cassetta, una VHS, insomma, mette là, si fa la registrazione, si sente la canzone, se le piace si tiene tutto, oppure si cancella il video e si tiene all'audio, insomma. E tu mi devi dire quale interesse tiene di andare a comprare la cassetta o il disco per poi sentirselo in macchina, chi lo so fa, addirittura è uscito un disco di Baglioni, c'è sta un amico mio che poi sarebbe il fratello del mio barbiere che dice: signor Trevi, che è uscito un disco di Baglioni, io ci ho chiesto piacere a questo amico mio, la coppa un disco si mi fa una cascetta, poi ma sente lì nella macchina, sapete con me, che avevo fatto lo scusa, e dunque, e questa è realizzata, ma renditi conto chi sta la coppa mi riallacciava a una tua canzone quando diceva l'acqua è poca e la papera non galleggia.